Dopo la disastrosa notte di Castelfranco con la città sott'acqua per l'ennesima esondazione dell'Avenale, la conta dei danni si somma alla rabbia dei cittadini colpiti, allagata anche la Guardia Medica. Evento straordinario e imprevedibile, si difende il sindaco Stefano Marcon, danni anche a Riese, Asolo e Castello di Godego, treni in tilt a Conegliano per un fulmine. La solidarietà del vescovo Tomasi a famiglie e aziende della Castellana, colpa anche di noi uomini, dice occorre rispettare l'ambiente e completare la transizione ecologica. Attentato al bar Dolce Caffè a Quinto, 2 persone denunciate per incendio doloso e danneggiamento, il sospetto racket con finalità estorsive, per la procura un episodio allarmante. La ricostruzione dei 10 drammatici minuti di follia costati la vita al 56enne giapponese Shinpei Tominaga a Udine, i 3 trevigiani accusati di omicidio preterintenzionale. A San Bartolomeo di Breda l'ultimo saluto a Basile Iosif, l'operaio travolto e ucciso da un tir in A27 mentre segnalava un'auto in panne, la commozione del titolare, gigante buono del grande cuore. Quinta edizione del Pride, sabato a Treviso, il corteo arcobaleno sfilerà per le vie della città dalle 17, partenza da via Roma. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque un'ampia pagina di cronaca, però prima iniziamo con la politica e con un'ultima ora che riguarda e ci riguarda da vicino, perché come vediamo dal sito dell'ANSA in questo momento il presidente Mattarella ha promulgato la legge sulla autonomia in queste ore, quindi ha firmato la legge che viene dunque promulgata, era stata approvata alla Camera in modo definitivo il 19 di giugno, il DDL Calderoli, dunque la firma del presidente Mattarella perché non ci sono manifeste condizioni di incostituzionalità. Ovviamente esulta la Lega, la firma del presidente Mattarella è l'attestazione definitiva che la riforma più importante del Paese è assolutamente coerente con la Carta Costituzionale, dice il capogruppo della Lega in Regione Alberto Villanova, che poi attacca la faccia di Partito Democratico e 5 Stelle. Chi si oppone ora a un Paese migliore lo fa esclusivamente per conservare la propria posizione. Torneremo a parlare di politica e proprio anche di Villanova nel corso del telegiornale, ma dunque la notizia, lo rivediamo dal sito dell'ANSA, è che Mattarella ha promulgato la legge sulla autonomia in queste ore, davvero un'ultima ora dell'ANSA di questo momento. Dicevamo, della politica parleremo dopo, adesso parliamo del maltempo che è tornato a farsi sentire, peraltro proprio in queste ore nella Marca trevigiana, tra Loppetergino e la zona di San Biagio, ma non solo, anche altre zone interessate dalla pioggia incessante nella Marca. Ha ripreso a piovere a Castelfranco, una Castelfranco che questa mattina ha iniziato la conta dei danni dopo una notte terribile, ma la conta dei danni si è sommata alla rabbia dei cittadini. È uno schifo, una vergogna, cioè una cosa inconcepibile. Non c'era preparazione, non avevano portato i sacchi, li avevano portati via dall'ultima volta invece di lasciarceli. Speriamo che il comune o la regione, che hanno i soldi da stanziare per dare una mano, perché veramente non hanno fatto un cavolo, pulire i tombini, fare qualcosa, no, aspettano sempre che ci sia il morto prima di fare robe. Dopo una notte da tregenda è il momento della rabbia a ridosso di Piazza Giorgione, per la seconda volta in meno di un mese e mezzo finita nuovamente sott'acqua. Il salotto buono della città trasformato in piscina. In via Romanina, nei garage di questa palazzina, la forza dell'acqua ha mandato in frantumi i vetri dei finestroni. I residenti, memori della prima ondata del 16 maggio, sono riusciti a mettere in salvo le auto, ma non tutte. Ingentissimi danni. Andrea Querin è amministratore del condominio. Tra ascensori e quant'altro tranquillamente saremo intorno ai 50.000 euro. A noi serve un'ora e un quarto di preavviso. Con questo noi avremo contenuto del 90-95% le problematiche. Stesso copione, forse peggio, in via Regina Cornaro, proprio a ridosso dell'Avenale. Non sapevamo più come arginare. L'acqua è arrivata a questa altezza qua e quindi dopo l'abbiamo mandata tutta quanta in piazza. Abbiamo mezzo metro d'acqua giù in cantina con tutti gli impianti. Sì, un disastro, insomma, proprio. Basta farsi una camminata e la situazione è nuovamente
tragica. Da un lato si pulisce, dall'altro si contano i danni, come in questa sanitaria. Se dico quello che ho dentro mi devi chiudere la comunicazione, perché veramente esasperati. Anche perché questi danni qua non ce li rimborserà nessuno. Le assicurazioni, se non fai una polizza specifica per l'alluvione o i terremoti, non ti rimborsano. Cos'è che non ha funzionato? Chi lo sa, forse troppa acqua o forse anche hanno chiamato in ritardo, hanno avvisato in ritardo, secondo me. In un quarto d'ora è venuta su e quindi nessuno se l'aspettava e adesso dobbiamo tirarci sulle maniche come l'altra volta e speriamo basta per quest'anno. Devo sinceramente ringraziare dei ragazzi, penso siano di Borgo Pieve, con il parroco di Borgo Pieve, che sono stati bravi perché ci hanno aiutato, hanno portato dei sacchi. In centro storico così è allucinante una cosa di questo tipo. Mi sembrava essere a Venezia. A un certo punto c'è stata un'immagine che stavo bevendo il caffè in pasticceria alle 3 del mattino che ci ha offerto il caffè, seduto, guardavo fuori e ho detto ma siamo a Venezia o siamo a Castelfranco? È pazzesco, incredibile. L'acqua non finiva mai. Una zona in particolare, quella di Bella Venezia, in questa zona è tornato l'incubo, le famiglie e le attività si stavano risollevando dai danni della prima ondata soltanto in questi giorni. Il sottopasso ciclopedonale completamente allagato, le strade ancora piene d'acqua, i terreni imbevuti. Questa è la fotografia a metà giornata per chi entra a Bella Venezia, quartiere a nord di Castelfranco, divenuto ostaggio della Venale. Molto peggio dell'altra volta, perché quando una cosa si ripete devi ricominciare tutto da capo e sai cosa ti aspetta. Praticamente la strada è diventata un fiume e addirittura là si era formata un'onda di 1 metro quasi, perché beccava il dosso e si formava quest'onda, ma proprio tutta in questa direzione. In questo condominio vivono molte famiglie. Sotto i portici ci sono le attività principali del paese, dal bar alla farmacia, tutti si stavano risollevando dopo l'evento di metà maggio. Tra l'altro ho parlato con l'elettricista proprio ieri mattina, stava finendo i lavori, avevamo sostituito gli impianti, tuttora non avevamo l'energia elettrica sotto. E avevamo già cambiato quasi tutte le lampade LED, era già tutto fatto e avevamo tra l'altro tutti i garage aperti e molti avevano rimesso anche le cose dentro e quindi adesso tra l'altro essendoci basculanti aperti si è mescolato tutto. A liberare la propria attività dal fango c'è Pietro Torresin, titolare di una nuova attività di toilettatura che non si perde d'animo. Venerdì c'ho l'inaugurazione del negozio, c'avevo l'inaugurazione. Conto di farla lo stesso nonostante quello che è successo. L'acqua è arrivata a livello là, questo è un condominio, è arrivata assolutamente là e sotto abbiamo tutti i contatori, quindi da ieri sera siamo tutti senza corrente, senza energia elettrica e aspettiamo. Non ha più parole Roberto Trentin, che 1 mese e mezzo fa aveva perso praticamente tutto. C'è poco da dire, sinceramente c'è poco da dire, non so di chi possa essere la colpa, non voglio dare giudizi o cosa, però è inutile andare avanti a dire sì, fate i lavori, esibite le fatture, fate questo, fate quello. I soldi bisogna tirarli fuori, sono tanti, una volta ti può mettere in ginocchio, la seconda volta non so neanche cosa dire, ecco, sinceramente. Il maltempo ha battuto anche in altri comuni, da Riese a Resana, passando per Castello di Godego e Asolo. Diversi gli interventi per rami e alberi caduti, ma è stato la Venale il problema principale. Io non so se fosse stato prevedibile, io posso dire una cosa, che come l'altra volta, ieri sera intorno alle 9, la Venale ha fatto un picco, proprio un picco, ed è esondato. Vuol dire che proprio la mole di acqua è stata talmente tanta che difficilmente si riesce a capire una cosa del genere, a prevedere una cosa del genere. Tanta la rabbia, l'avete sentito, di un evento straordinario, parla il sindaco Stefano Marcone. Poi c'è la vicinanza del vescovo di Treviso ai Castellani. Non c'era emergenza e non c'era nemmeno
cioè non ci si aspettava un evento del genere. Ripeto, dalle 8:30 a mezzanotte ci sono state 4 bombe d'acqua in sequenza, sono caduti oltre 100 mm in 3 ore. È una misura che non ti consente di mettere in atto strumenti attivi di difesa, bisogna lavorare sul passivo con i sacchi, con i cittadini che in qualche modo si mettano in sicurezza. Non ha dubbi Stefano Marcon, che per tutta la notte e buona parte della giornata ha coordinato gli interventi della protezione civile su un territorio che ancora si stava leccando le ferite causate dal maltempo di metà maggio. Una nota positiva c'è in questa tragedia, chiamiamola così, non c'è stato nessun ferito e non è cosa così scontata, perché diverse macchine sono andate dentro ai fossi, altre sono rimaste incastrate nei sottopassaggi che si allagavano. Numeri alla mano, la Venale è andato fuori controllo, superando in alcuni tratti gli argini di almeno 60 centimetri. La volta scorsa aveva toccato i 50 e già si trattava di un record nella storia recente del torrente. L'acqua si è insinuata anche nella sede della continuità assistenziale, l'ex guardia medica. L'ambulatorio è stato trasferito all'ospedale. Dal sindaco arriva però un'indicazione. Io invito i cittadini di Castelfranco Veneto a iscriversi al canale Telegram del comune di Castelfranco Veneto, dove abbiamo lanciato i primi allarmi. Nei canali social li abbiamo veicolati, quindi se i cittadini si iscrivono al canale Telegram di Castelfranco Veneto è un modo per poter essere in comunicazione più veloce. Ai castellani l'abbraccio del vescovo di Treviso. La vicinanza a tutti coloro che hanno danni, soprattutto quelli che sono toccati nella casa o sul lavoro, nei campi, nelle proprietà che danno loro sostentamento e vita. Da qui il ruolo della comunità, ma non solo. Monsignor Tomasi fa una riflessione più generale e urgente. Ma tutti insieme dobbiamo dimostrare che vogliamo cambiare anche stili di vita, perché è anche colpa nostra se i fenomeni ci fanno sempre più male e non possiamo far finta di niente. Ci sarebbe veramente bisogno e sarebbe ora di avere anche questa conversione ecologica alla quale ci chiama ormai da anni Papa Francesco. È stata una notte insonne per tutti i cittadini di Castelfranco, una notte da incubo. Allora riavvolgiamo il nastro e torniamo a quelle ore terribili vissute anche nelle immagini postate sui social oppure nelle immagini degli interventi dei vigili del fuoco. Io non so dove sta andando tutta sta acqua, ragazzi. C'è qua che c'è praticamente 50 cm d'acqua. Impressionante. Tappata la pompetta. Se a Venezia sotto acqua, sta acqua qua non so dove che va, perché l'unico punto che passa sta TAES è la Venale, quindi boh, non ho veramente. Qua stradina nostra c'è un piccolo fiume in piena che scorre
Davvero impressionanti. Durante il temporale della scorsa notte, peraltro, un fulmine ha colpito l'impianto elettrico della stazione di Conegliano, facendo saltare la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Udine. Il fatto intorno alle 23:40. Da quel momento la circolazione dei treni ha subito notevoli rallentamenti. I disagi maggiori sono registrati per i treni intercity e regionali con ritardi fino a 120 minuti. Circolazione che è tornata regolare soltanto questa mattina alle 8. Chiudiamo sul maltempo, ma c'è ancora la cronaca con l'attentato incendiario e l'esplosione al bar Dolce Caffè di Quinto. 2 persone sono state denunciate per incendio doloso e danneggiamento. Il sospetto è quello di un racket con finalità estorsive. Le telecamere del bar hanno ripreso i 2 piromani poco prima che l'intero locale esplodesse. Sarebbero entrati dalla finestra del bagno, poi avrebbero appiccato il fuoco che ha causato la devastante esplosione dovuta al surriscaldamento di una bombola di gas. Poi la fuga con l'auto. I carabinieri in poche ore li hanno già identificati e denunciati a piede libero per incendio doloso e danneggiamento. Sul movente, tra le ipotesi, la pista del racket con finalità estorsive. Anche se gli investigatori non escludono nulla, nemmeno una vendetta privata. È un episodio allarmante, dice il capo della Procura di Treviso, Marco Martani. Nella Marca non ci sono mai state avvisaglie del racket e di locali pubblici, conclude, ma per ora vaglieremo tutte le piste. I messaggi fatti recapitare alla barista erano chiari. Prima le minacce, poi il danneggiamento fino alla distruzione dell'immobile. Il 16 aprile la titolare Sara Puppato aveva presentato una denuncia ai carabinieri. Fuori dalla sua abitazione cartelli minacciosi, come ci aveva confermato la mamma di Sara. Ha sempre ricevuto minacce anche a casa. Io naturalmente non sapevo niente fino a 2 giorni, fino alla settimana scorsa, quando gli hanno spaccato la vetrina perché non voleva allarmare i propri genitori, e da mamma dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza. Poi con un martello le hanno mandato in frantumi una vetrata del locale, l'altra notte l'esplosione. Poco dopo questo grave fatto i carabinieri sono andati a casa dei 2 sospettati ed hanno perquisito l'abitazione e sequestrato cellulari e vestiti che saranno messi a confronto con gli indumenti utilizzati dagli autori del raid. Sconcertati i residenti. Come dire, disarmante, perché cattiverie, fatti di questo genere comunque sono robe che non dovrebbero esserci. Fondamentale le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma importante è stata anche la collaborazione dei cittadini che hanno visto l'auto in fuga dopo l'esplosione. Sì, una macchina blu che correva via e basta. Rimane lo shock e la paura dei residenti, l'odore acre dell'esplosione è ancora nell'aria e la zona delimitata dal nastro rosso e bianco sotto sequestro. Allora, c'è un aggiornamento che riguarda ancora il maltempo, perché c'è una comunicazione del comune di Castelfranco che dice: si avvisa la cittadinanza che a causa del poco drenaggio del terreno dovuto alle intense piogge di questi giorni, il livello dei torrenti sta salendo rapidamente, perché sta tornando a piovere, come dicevamo, e per questo è necessario attivare le difese passive. Dunque il comune di Castelfranco, lo ripetiamo, chiede alla cittadinanza di attivare le difese passive perché c'è stata poca possibilità di drenare quanto caduto in termini di pioggia in queste ore, e quindi il livello dei torrenti sta rapidamente salendo. Insomma, tirare fuori i sacchi, insomma, di sabbia. Queste sono le difese passive, se non l'avete intuito ovviamente, ma i castellani certamente sanno cosa sono le difese passive. Insomma, bisogna attivarsi con i sacchi di sabbia perché la situazione potrebbe peggiorare rapidamente in queste ore. Lo ripeteremo anche nel corso del telegiornale. Allora, dicevamo, abbiamo visto il caso dell'attacco incendiario. C'è la sentenza invece arrivata oggi su un altro incendio doloso, quello avvenuto alla carrozzeria Roggia di Treviso. Dopo 4 anni dall'incendio che distrusse parzialmente la carrozzeria Roggia ed alcune auto provocando danni per 660.000 euro, è arrivata la sentenza. Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione il mandante del rogo, Siro Girardi, mentre i 2 intermediari, Bruno Tomasini a 5 anni e 4 mesi e Roberto Foccardi a 4 anni e 6 mesi. Il risarcimento danni sarà da quantificare davanti al Tribunale Civile, ma i 3 imputati sono stati anche condannati al pagamento di una provvisionale di 200.000 euro.
Girardi era l'ex genero del titolare della carrozzeria e sarebbe stato, secondo la procura, la mente del rogo, aiutato nell'organizzazione dell'incendio da Foccardi e Tomasini. L'esecutore materiale, invece, il veneziano quarantenne Jonathan Cousin, arrestato dopo il fatto e condannato in rito abbreviato a 3 anni nel 2021. I fatti erano avvenuti nel maggio 2020 in via Postumi a Treviso. Secondo quanto accertato dalle indagini, Cousin sarebbe entrato di notte all'interno della carrozzeria con un contenitore di liquido infiammabile ed una bottiglia di alcol. Forzata la porta d'ingresso, avrebbe appiccato il fuoco collocando gli inneschi fra 2 veicoli ad una decina di metri dal forno utilizzato per la verniciatura. Le fiamme sarebbero divampate in poco tempo. Ad inchiodare Girardi l'esame del telefono di Cousin, da cui gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire a lui come mandante. Avrebbe pagato 3.000 euro per appiccare l'incendio nella carrozzeria. E un bar vandalizzato nella notte in pieno centro storico a Treviso. A essere preso di mira il caffè del Conte di Corso del Popolo, accanto all'ex Cinema Corso. Ignoti hanno lanciato un oggetto, probabilmente un componente del plateatico esterno, un tavolino, contro la porta d'ingresso, sfondando la vetrata. Del caso si sta occupando la polizia, anche perché un altro locale è stato danneggiato poco lontano, i droghieri di Vicolo Rialto. Allora, adesso andiamo velocemente in pubblicità, ci sono ancora molti servizi da guardare, c'è anche un aggiornamento di cronaca di cui vi daremo conto fra pochissimo. Allora, prima la pubblicità e poi torniamo sulla cronaca. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Vi diamo un aggiornamento di cronaca. Purtroppo un incidente mortale avvenuto poco dopo le 18:15 in autostrada tra lo svincolo di Roncade Meolo e l'allaccio A4A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Un'auto colpita da una ruota distaccatasi da un auto articolato. La ruota ha colpito l'auto e purtroppo ha ucciso la conducente di quest'auto. Si tratta di una donna di origini austriache. La ruota del camion, dopo aver colpito l'auto, è finita fuori dalla carreggiata autostradale. Queste sono le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco, quindi la ruota di un autocarro che è schizzata addosso alla vettura che avete visto e ha purtroppo ucciso la conducente di quest'auto, una donna di origini austriache. L'incidente è avvenuto, la tragedia è avvenuta alle 18:15 tra lo svincolo di Roncade Meolo e l'allaccio A4A57 tangenziale di Mestre in direzione Padova. Davvero una tragedia assurda e incredibile. Allora, torniamo alla politica. Abbiamo aperto facendovi vedere la notizia della promulgazione dell'autonomia da parte del Presidente Mattarella, dunque esulta la Lega e la Lega intanto torna a chiedere a gran voce, a ribadire di chiedere a gran voce la candidatura alla presidenza della Regione per le prossime elezioni regionali. Lo fa anche confortata dall'esito del sondaggio di ieri sera di Ring. L'84% dei veneti vuole la presidenza della Regione Veneto alla Lega. Grazie Antena 3 per aver fatto ancora una volta chiarezza su quello che noi diciamo da tanto tempo, e cioè che la Lega, quando si parla di elezioni regionali, è la prima forza in Veneto. Probabilmente questo potrebbe dare qualche dispiacere a qualcuno, ma anche i nostri alleati se ne devono fare una ragione. Il capogruppo in Regione di Lega e lista Zaia Alberto Villanova cavalca il risultato del sondaggio sul candidato di centrodestra alle regionali e mette l'ennesimo tassello verso una corsa in solitaria del Carroccio. In diretta a rappresentare Fratelli d'Italia Fabio Crea ci scherza. I nostri guardavano Focus. Ma il dato rispecchia la determinazione dei leghisti. Politicamente il Veneto non è una regione qualsiasi. La Lega certamente si presenterà col proprio candidato. Per la Lega la partita del Veneto è la partita della vita, quindi noi ci saremo, questa è la verità. Dopodiché Fratelli d'Italia condividerà un programma e un candidato, bene, non lo condividerà, secondo me può esserci anche margine per una partita con due candidati diversi, perché la Lega il suo candidato lo presenta sicuro. Su un'eventuale lista Zaia, Conte preferisce non inoltrarsi, ma il tema è scontato. Noi quando ragioniamo del Veneto non possiamo non tener conto che abbiamo tra i nostri militanti un militante che si chiama Luca Zaia, che è il presidente di regione più amato d'Italia, che ha sempre stravinto
e fa parte della nostra squadra e non lo mettiamo in campo. Ospite a Focus TG un altro leghista verace, Roberto Marcato, va anche oltre. Io ho questo sogno, questa visione, questa speranza, che è questo tridente d'attacco fatto da lista Lega, lista Zaia con capolista Zaia, lista amministratori con capolista un sindaco o una sindaca importanti, ovviamente tutte e tre a matrice autonomista, un bel candidato o una bella candidata alla presidenza. Non ce n'è per nessuno. E tornando da Alberto Villanova, proprio Marcato spezza una lancia a suo favore sul caso dell'estromissione dello speaker della regione dalla campagna elettorale di Pieve di Soligo da parte della stessa sezione della Lega, denunciata in diretta dal capogruppo regionale. Questa è una follia assoluta, aggravata poi dalla sconfitta sonora, e poi lasciare lo speaker settimane sulla graticola dei giornali e dei TG come prossimo a un'espulsione perché avrebbe fatto chissà quali cose, in realtà volute dagli altri, quindi anche incolpevole, anche questo è da profondi irresponsabili. A proposito di Lega e di Zaia, le prime parole di Zaia dopo la notizia della promulgazione della legge sull'autonomia da parte di Mattarella, sentiamole. Se il 19 giugno è passato alla storia per essere la data di approvazione dell'autonomia, il 26 giugno è sicuramente una data storica perché è il giorno nel quale il Presidente Mattarella ha firmato, quindi promulgato, la legge dell'autonomia. Adesso attenderemo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla Costituzione. Così allora Zaia in questi minuti, ma ad attaccare Zaia su un altro fronte, quello della Via del Mare, è il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi. L'attacco è sulla Via del Mare, dice Zaia e De Berti, dal loro atteggiamento ottuso e arrogante perché negano il dialogo con i territori. Sentite. Proporre in Consiglio regionale un ordine del giorno dove si chieda al Consiglio regionale di dare indicazione alla Giunta di non confliggere con i comuni attraverso le carte bollate, ma di sedersi a un tavolo con i sindaci e trovare una soluzione assieme. Esordiva così Flavio Tosi lo scorso marzo al vertice sulla Via del Mare con i sindaci e le segreterie di partito regionali e provinciali riuniti nella sala consigliare del comune di Silea. Occasione di confronto organizzato dall'amministrazione per ribadire la compattezza dei cosiddetti sindaci ribelli sul progetto e dove il coordinatore di Forza Italia aveva chiesto che la regione aprisse finalmente un dialogo diretto con tutti i comuni interessati. Sferzata rivolta alla Lega e più direttamente al governatore Luca Zaia e alla vice Elisa De Berti, e su cui l'Azzurro torna a rincarare la dose all'indomani della bocciatura della mozione presentata dai consiglieri regionali forzisti, che chiedeva di avviare un tavolo di concertazione con i comuni e le associazioni di categoria interessate dall'infrastruttura. Sulla Via del Mare Zaia e De Berti hanno chiuso il dialogo con i sindaci dei territori, dice Tosi, un atteggiamento ottuso e arrogante. I sindaci, continua il forzista, chiedono un confronto con la regione sulle opere compensative, sulle tariffe per i residenti e sul piano economico-finanziario che ad oggi fa acqua da tutte le parti. Zaia e De Berti hanno tirato dritto, incuranti di tutto e tutti. Qui si rischia una pedemontana bis, cioè un'altra opera che genera buchi colossali nel bilancio regionale e che poi pagheranno i veneti. Torniamo alla cronaca, la morte di Shinpei Tominaga, il 56enne giapponese ucciso nella rissa di Udine. Ci sono 3 trevigiani accusati in arresto per omicidio preterintenzionale. La ricostruzione di questi 10 minuti di follia che hanno sconvolto Udine. La morte di Shinpei Tominaga, 56 anni, è stata l'epilogo tragico di una catena di eventi durata 10 minuti. Dalle 3:15 alle 3:25, la sequenza dei fatti iniziati in via Sarpi è finiti nel sangue in via delle Pelliccerie. Le telecamere di videosorveglianza, sempre più decisive nella fase di indagini, ancora poco in quella preventiva, hanno permesso agli investigatori di ricostruire tutti i passaggi della vicenda. Alle 3:15 nella notte tra venerdì e sabato Battistella e Wedam incrociano per la prima volta i 2 ucraini che erano forse in condizioni un po' alterate da un consumo di alcol. Si tratta di Boklaz e Petrov. Alle 3:16 compare Jouma ed inizia la rissa. I 5 si affrontano a spintoni e parte il primo pugno. Lo sferra Jouma a Petrov.
Alle 3:18 l'escalation della rissa, compare un coltello e Wedam a tirarlo fuori. Si tratta di un coltello da cucina, forse prelevato dal bed and breakfast. I trevigiani si accaniscono su Petrov con pugni, calci e con l'utilizzo anche di una sedia, probabilmente prelevata da uno dei bar della zona. Qui abbiamo il bar qui vicino che vi mostriamo anche con le immagini del nostro Pietro Piccin. Alle 3:19 Petrov, con vistose ferite al volto, riesce a trovare le forze per scappare e, seguendo il consiglio di un passante, cerca riparo in via delle Pelliccerie, dove trova una possibilità di salvezza nel buonissimo kebab, unico locale aperto a quell'ora. Chiede aiuto ai 3 clienti presenti, tra cui Shinpei Tominaga. Alle 3:20, dopo un minuto, arrivano i 3 trevigiani che raggiungono all'interno di questo locale Petrov. Shinpei Tominaga e i suoi 2 amici provano a sedare gli animi e convincere la banda dei trevigiani ad andare via e finirla lì, risparmiando Petrov da un ulteriore pestaggio. Alle 3:22 Battistella sembra ascoltare il consiglio, ma avviandosi verso l'uscita sferra il colpo al volto di Shinpei. Shinpei cade, batte violentemente la testa a terra, si procura le ferite multiple al cranio che provocheranno la morte cerebrale. Alle 3:25 Battistella, Wedam e Joma si rendono conto della gravità della situazione e scappano via, tornando in via Sarpi. Shinpei Tominaga è a terra, ha perso i sensi. Arriva una volante, un agente tenta di rianimarlo in attesa dei soccorsi che arrivano, prestano le prime cure sul posto e poi lo trasportano in gravissime condizioni in ospedale. Martedì sera la dichiarazione ufficiale della morte dopo l'attesa e il monitoraggio sull'attività cerebrale, che era cessata già poco dopo il ricovero nella terapia intensiva di Udine. Torniamo a Treviso, minacce e sgambetti al sindaco Mario Conte, un 33enne finisce davanti al giudice di pace. I fatti sono avvenuti il 1 gennaio 2023 nel cuore di Treviso. Un 33enne ha affrontato il sindaco Mario Conte che si trovava assieme alla compagna. Minacce e sgambetti, ha spiegato il primo cittadino che dopo qualche giorno ha presentato una denuncia. Questo ragazzo che era insieme a degli altri ragazzi noti in città, appartenenti a un collettivo noto in città, nel richiamare la mia attenzione ha pensato bene di farmi 3 sgambetti e soprattutto di minacciarmi di venirmi a prendere sotto casa, insomma le solite cose che fanno coloro che non hanno delle buone intenzioni. L'uomo davanti al giudice di pace si è scusato con il primo cittadino ed ha offerto un risarcimento di 300 euro che sarà devoluto ad un'associazione paralimpica della città, mentre il sindaco ha ritirato la querela. Per me l'episodio finisce qui, un po' di rammarico, nel senso che io ho sempre tenuto nascosta questa vicenda perché non mi interessa né cavalcare né dar risalto a questi episodi, però spero che questa vicenda possa servire soprattutto ai ragazzi che fanno parte di certi ambiti, che con le minacce e con la violenza non si va da nessuna parte, soprattutto se rivolte alle istituzioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, ha spiegato che il suo assistito non voleva arrecare danno al sindaco ed ha aggiunto: verosimilmente crediamo appunto che possa esservi stato un fraintendimento, in quanto il sindaco ha dichiarato anche oggi di aver individuato fra i presenti alcuni appartenenti al centro sociale Giango, e quindi lui riteneva che anche il mio assistito ne facesse parte e quindi che il tutto potesse nascere da una provocazione per così dire appunto sostenuta da queste persone. In realtà il mio assistito non faceva parte del centro sociale Giango e quindi credo che la vicenda si sarebbe potuta risolvere anche in via stragiudiziale con una diffida legale che sono sicura avrebbe condotto allo stesso identico risultato. Ancora l'inchiesta sulle case popolari a Treviso, oltre alla corruzione per alcuni indagati spunta anche l'ipotesi di falso ideologico. Corruzione e falso ideologico. Ad alcuni indagati verrà contestato anche quest'ultimo reato, mentre l'abuso d'ufficio potrebbe venire depenalizzato. Un'inchiesta, quella delle case popolari, scattata 2 anni fa dopo diverse segnalazioni di cittadini che lamentavano di essere stati esclusi dall'assegnazione delle abitazioni a fronte di altre che invece erano entrati senza averne titoli. Da qui le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo coordinati dalla Procura di Treviso che hanno portato alla denuncia di una trentina di persone tra vertici del comune e assegnatari delle abitazioni. La chiusura delle indagini è ormai vicina, gli indagati avranno 20 giorni per chiedere di essere ascoltati, al termine partiranno le richieste di rinvio a giudizio. E adesso un'operazione della Guardia di Finanza, un blitz in alcuni laboratori tessili.
Con gli ultimi 4 controlli eseguiti in questi giorni in laboratori tessili di Villorba, Spresiano e Preganziol, sale a oltre 20 il totale delle imprese di questo tipo passate al setaccio dalla Guardia di Finanza di Treviso. In 3 dei 4 laboratori, gestiti da cittadini cinesi, sono state accertate dalle Fiamme Gialle situazioni di degrado e pericolo, con la scoperta di un lavoratore non in regola, e così è stato disposto il sequestro dei 3 immobili e 69 macchinari. Per 3 dei 4 laboratori è scattato il sequestro preventivo alla luce delle gravi condizioni di pericolo e degrado con cui le aziende tessili erano gestite. Abbiamo dunque denunciato i 3 amministratori delle 3 aziende per plurime violazioni del testo unico delle leggi sui luoghi di lavoro. I controlli sono stati eseguiti con lo Spisa, i Vigili del Fuoco, l'ARPAV e le polizie locali. Per quanto riguarda il rapporto con il fisco, le Fiamme Gialle lo chiamano fenomeno delle imprese apri e chiudi. Quando sono insolventi con il fisco ne costituiscono di nuove, dove trasferire contratti di lavoro, dipendenti, clienti e fornitori, cambiando solo il nome e la partita IVA. Per di più, ricostruendo sul piano tributario la situazione delle aziende, in tutto 10, che dal 2013 hanno amministrato i laboratori, è emerso che queste nel tempo hanno accumulato debiti tributari per circa 1 milione di euro. Tra le violazioni urbanistiche trovate stanze abusive per riposarsi tra un turno e l'altro. Un aspetto singolare di questi controlli che abbiamo portato a termine ha riguardato il rinvenimento di ben 7 stanze abusive, di cui 5 erano adibite a dormitori e 2 a cucine. Per una delle aziende tessili controllate abbiamo anche ipotizzato il reato di caporalato alla luce delle condizioni di sfruttamento. I clienti di Treviso, Padova e Venezia erano ovviamente attratti da prezzi competitivi, però è importante che non sia questo l'unico parametro per scegliere i lavoratori, ma gli imprenditori veneti tengano conto anche delle condizioni di lavoro per proteggere e tutelare il Made in Italy. Vi faccio vedere un'altra immagine del terribile incidente di cui vi parlavo prima in A4 tra Roncade e Meolo, la donna di origine austriaca che è morta nella sua auto colpita da lo pneumatico, la ruota di un autocarro che si era staccata dall'autocarro in corsa. Vedete ovviamente l'abitacolo completamente distrutto. Davvero una terribile tragedia avvenuta poco dopo le 18:15 tra Roncade e Meolo. Un altro incidente di cui si è parlato in questi giorni, quello costato la vita a Basile Iosif, il 41enne travolto da un tir sulla A27 mentre cercava, lo ricorderete, di segnalare l'auto di una famiglia rimasta in panne. Oggi c'è stato l'addio a Breda di Piave con il rito ortodosso. La bara entra nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Breda di Piave, accompagnata dal suono delle campane e da uno spiraglio di sole che si fa spazio tra le nuvole di questi giorni. Al suo seguito parenti e amici portano una grande cesta che contiene generi alimentari, una torta e una treccia di pane. L'addio a Basile Iosif, 41 anni, travolto da un tir mentre stava aiutando una famiglia rimasta con l'auto in panne lungo la A27, è celebrato con rito ortodosso. Una cerimonia cantata in rumeno, quella di padre Marius, scandita da qualche preghiera in italiano, illuminata dall'inizio alla fine da candele e lumini consegnati dalla famiglia ai partecipanti che hanno voluto rendere omaggio a Basile. Nelle prime file la famiglia a vegliare i doni e la bara su cui sono stati posti mazzi di rose bianche e le icone di Cristo e della Vergine Maria. Presenti in prima fila la moglie Laura e i figli di 16 e 6 anni Andrea e Alessandro. Nella chiesa di San Bartolomeo gli amici e i colleghi lo ricordano come un grande lavoratore, generoso e attento, dedito alla famiglia. L'aneddoto tragico, ricordato da Vanni De Zottis, titolare dell'azienda in cui ha lavorato, la richiesta di un furgone nuovo per la sua squadra di lavoro. Alle 16:45 di martedì 18, le coincidenze, mentre ero al telefono con l'allestitore del furgone nuovo, ricevo la chiamata. Mi precipito, trovo il destino. Un destino che lascia molte cose, domande e risposte incompiute a tutte le persone vicine. Era un gigante buono dal cuore grande.
Il ringraziamento di Don Giorgio, parroco della chiesa di San Bartolomeo, che ha sottolineato la bellezza dell'incontro di comunità diverse, e poi il saluto a Vasile della moglie Laura, letto da Don Marius. Sei stato una persona splendida con una sorte difficile. Tu non ti arrendevi mai e riuscivi sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. Vasile, tu sei stato una persona molto buona che hai regalato tutta la sua vita per la sua famiglia e i suoi amici. Al termine della cerimonia anche il cielo ha voluto piangere Vasile. La pioggia ha accompagnato la sua uscita. E poi le tragedie ancora sulla strada, come la morte di Giulia Mauri in Viale della Repubblica, travolta in bicicletta, e pochi giorni dopo Dino Calzavara in Viale Europa. La FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette di Treviso, torna a protestare contro le morti in strada, in particolare quelle dei ciclisti. Un sit-in è previsto venerdì alle 19 all'altezza della rotonda di Via Tre Venezie, proprio in Viale Europa, dove un'auto ha travolto il pensionato in sella alla sua bicicletta mentre attraversava la strada. Venerdì dunque un sit-in per dire basta ai morti sulle strade. La scomparsa di Don Luigi Bassetto, il parroco trevigiano su cui si sta indagando, come sappiamo, sta indagando la procura di Belluno per le dosi di morfina in eccesso che sono state somministrate al sacerdote. È un'inchiesta nella quale è indagato un infermiere, Carmine Sarno, dell'ospedale di Feltre, sospeso all'ospedale di Feltre. In attesa di andare fino in fondo sulle cause della morte, sono stati fissati i funerali che saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove aveva prestato servizio per 10 anni. E poi un'altra figura importante che se n'è andata in questi giorni. Se sabato ci sarà l'addio a padre Luigi Bassetto, venerdì ci sarà l'addio, l'abbiamo detto ieri, al vescovo emerito di Treviso Gianfranco Agostino Gardin, che il vescovo Monsignor Tomasi ricorda così. Arcivescovo e vescovo di Treviso, Monsignor Gardin è scomparso infine da vescovo emerito della Marca. Venerdì 28 i funerali nella cattedrale di Treviso e il suo successore lo ricorda così, chiamandolo semplicemente Padre Agostino. Padre Agostino è il mio immediato predecessore. Fino ancora prima della comunicazione ufficiale della nomina ci siamo incontrati e da lì ha iniziato a raccontarmi con amore e con passione, con precisione anche la vita della diocesi. Penso che io abbia avuto il primo sguardo su Treviso attraverso i suoi occhi, la sua esperienza, e adesso io personalmente, ma credo tutti insieme, ci sentiremo un po' più soli. Un vescovo importante per la storia della diocesi, un legame stretto con Treviso e con la Marca, un frate conventuale, un francescano a tutto tondo. Era un signore nel tratto e nel porsi, non ostentava nulla, aveva una vita molto sobria, molto semplice e sapeva guardare agli altri con quello sguardo carico alle volte di ironia, ma sempre di grande affetto. E davvero stava vicino ai più poveri, ai più piccoli, ai più deboli. Monsignor Gardin ha girato i continenti, ha servito il Papa in Vaticano, è stato ministro generale dei padri francescani conventuali, portando poi questa esperienza internazionale a Treviso con uno sguardo missionario sul territorio, lo sguardo di Papa Francesco. Sabato alle 17 torna il corteo arcobaleno del Treviso Pride, giunto alla quinta edizione, la partenza in via Roma, come sempre davanti alla stazione delle Corriere di Treviso. Dopo la partenza il corteo arcobaleno di sabato pomeriggio si snoderà nelle principali vie del centro storico. Tra le associazioni che hanno organizzato la quinta edizione del Pride trevigiano ci sono non una di meno Treviso e Famiglia Arcobaleno Veneto. Dunque torna il Pride dalle 17 di sabato. Prima di andare a Belluno per la pagina bellunese vi ricordo questa informazione del comune di Castelfranco, flagellato la scorsa notte dal maltempo. È tornato a piovere in queste ore a Castelfranco e allora il comune avverte la cittadinanza che a causa del poco drenaggio del terreno dovuto alle intense piogge di questi giorni il livello dei torrenti sta salendo rapidamente di nuovo ed è per questo necessario attivare le difese passive. Quindi non è ancora finita, speriamo di sì, ma
diciamo, la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, quindi è necessario attivare le difese passive. Un messaggio importante per i cittadini di Castelfranco. Andiamo adesso nel bellunese. Iniziamo con la cronaca giudiziaria perché al via il processo per l'omicidio di Antonio Costa, assassinato, lo ricorderete, un anno fa a Fener di Sette Ville. Si è aperto oggi in Corte di Assise a Belluno, presieduta da Antonella Coniglio, il processo per l'omicidio avvenuto la notte del 6 maggio 2023 a Fener, in zona stazione. Accusati di aver ucciso Antonio Costa due giamaicani, Dominguez Sanchez Pedro Libert e con lui Junior Sedano Sanchez. Di fronte alla giuria popolare oggi sono stati chiamati a testimoniare i militari che furono coinvolti nelle indagini. Il processo riprenderà il prossimo 3 luglio, quando il PM Alberto Primavera proseguirà l'esame dei propri testimoni, oltre 40, per poi passare in un fitto calendario di udienze già fissate agli altrettanti testimoni della difesa. Tutto questo insieme di elementi che sono stati raccolti, questo mosaico può essere visto sotto tanti punti di vista, cioè noi le teste le possiamo ricomporre in tanti modi, possono esserci tante linee investigative seguite e secondo me il lavoro che va fatto è cercare di collezionare più linee possibili e poi scegliere quella migliore. La cosa che secondo me invece la Procura ha fatto di sbagliato è di concentrarsi già all'alba del 7 di maggio solamente su una linea ricostruttiva, che è quella che vuole il nostro come il principale indiziato e quindi il colpevole. Nella giornata di oggi la difesa di Dominguez Sanchez e Pedro Libert ha messo sotto esame le procedure applicate agli inquirenti, sottolineando come le indagini si siano subito concentrate sul loro assistito, senza mai prendere in considerazione nessuna possibile pista alternativa. Nel momento in cui si parte da un'idea preconcetta, da una precomprensione del fatto, chiaramente il binario investigativo si restringe e va in un'unica direzione. Lei ritiene che ci sia un omicida a piede libero? Non è nostro compito dire chi è colpevole o chi no. Il nostro compito è fare apparire, e riteniamo che questa verità si stia dipanando poco a poco, che il nostro assistito non sia responsabile. Voi siete convinti che sia innocente? Questa è una domanda alla quale preferirei, ma rispondo, io sono convinto dell'innocenza del mio assistito. 8 milioni e mezzo di euro, tanto ammonta la richiesta di risarcimento danni chiesta da Marmolada SRL al comune di Canazei e alla provincia autonoma di Trento per il diniego alla sostituzione della vecchia seggiovia SAS del Demul. Con un ricorso al TAR di Trento, Marmolada SRL chiede venga ripristinata la legittimità dell'impianto previsto dalla pianificazione urbanistica provinciale e ribadita a chiare lettere in punta di diritto dal Consiglio di Stato. Abbiamo subito un notevole danno economico che adesso va ristorato, affermano dalla società che dal 1965 gestisce la funivia che da Rocca Pietore porta a Punta Rocca in Marmolada. La Guardia di Finanza compie 250 anni a Belluno, i festeggiamenti sono iniziati alle 18 fra la gente nella centralissima Piazza dei Martiri. Corposo il bilancio operativo di quasi un anno e mezzo di attività delle Fiamme Gialle. Il grigio verde d'ordinanza, la fiamma gialla, l'orgoglio di una divisa, la Guardia di Finanza in festa per il 250° anniversario di fondazione del Corpo e la celebrazione nel tardo pomeriggio si è svolta nel palcoscenico naturale di Piazza dei Martiri davanti al pennone su cui è stato issato il tricolore. Corposo il consuntivo dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle bellunesi, un impegno a tutto campo contro la criminalità a tutela di cittadini e di imprese. È stato un anno e mezzo molto impegnativo ma molto proficuo. Ci siamo concentrati soprattutto con un'azione mirata nel settore del sommerso, sia sommerso d'azienda che sommerso di lavoro. E abbiamo continuato a fare il nostro lavoro di prevenzione per quanto concerne gli appalti per le Olimpiadi, questo grosso traguardo che ci aspetta e per il quale dovremo farci trovare tutti pronti. Focus sull'evasione fiscale, core business della Guardia di Finanza con 425 ispezioni che hanno consentito di individuare 166
6 soggetti sconosciuti al fisco e 108 lavoratori nero irregolari, evasori e furbetti, quelli del PNRR e del reddito di cittadinanza. Continuiamo anche con fare i nostri servizi per cercare di individuare coloro che intascano abusivamente il reddito di cittadinanza, anche se adesso non c'è più, ma per gli anni pregressi, e anche per il PNRR stiamo controllando gli appalti che vengono affidati in questo settore. 31 i reati tributari accertati, 107 gli interventi eseguiti a tutela della spesa pubblica. In particolare spicca l'indagine durata 2 anni, da febbraio 2021 a luglio 2023, su scala nazionale, che ha avuto risvolti anche nel bellunese per gli appalti sanitari a medici e infermieri a gettone. 9 persone e un'azienda sanitaria sono state deferite alla Corte dei Conti per un danno complessivo di oltre 3.800.000 euro. Un pubblico ufficiale è stato denunciato per corruzione, un'altra persona per estorsione. Imponenti le verifiche contro la contraffazione e nel settore della corretta conservazione degli alimenti. Nota di merito ai finanzieri del soccorso alpino, che nel 2023 sono stati impegnati in 177 interventi in montagna. Tra i premiati il finanziere scelto Simone Todesco, che nel marzo scorso, fuori servizio, collaborò alla ricerca di una persona dispersa da diversi giorni grazie al fattivo contributo dell'unità cinofila. Riconoscimenti ai 3 sottufficiali impegnati nell'indagine sulla spesa pubblica sanitaria e ad altrettanti militari che hanno lavorato in una complessa attività tributaria sulla fiscalità internazionale, che si è conclusa con la segnalazione di una base imponibile di 26 milioni di euro sulla quale non era stata applicata la ritenuta d'imposta. Oggi ricorre l'anniversario dell'inserimento delle Dolomiti nella lista del patrimonio mondiale. La proclamazione 15 anni fa a Siviglia durante la seduta del Consiglio generale dell'UNESCO, un riconoscimento che dà valore al territorio e alle comunità che lo abitano, afferma oggi il presidente della provincia Roberto Padrin. Al territorio dolomitico, il 70%, lo ricordiamo, delle montagne patrimonio dell'umanità ricade nella provincia di Belluno. È stato riconosciuto l'eccezionale valore universale per l'importanza estetica del paesaggio e per l'importanza scientifica del patrimonio geologico che le più belle montagne del mondo custodiscono. Padrin non cita, ma evoca con riconoscenza chi riuscì a ottenere il riconoscimento, il compianto Sergio Reolon e l'assessora Irma Visalli. Oggi come allora l'inserimento delle Dolomiti nel patrimonio mondiale UNESCO è uno strumento concreto che può aiutare le comunità locali in un'ottica di grande equilibrio e di sostenibilità. E con questo anniversario si chiude la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.